60 minuti per sovvertire o confermare il risultato. Questa è la gara di ritorno del primo turno di Coppa Sicilia, valida per la categoria di Serie C2 di calcio a 5. Un saluto da Gabriele Rispetta qui per voi amici di Sportisili per presentarvi la sfida tra Emiri e Gesan calcio a 5, una gara, ricordiamo, che sarà ovviamente condizionata dalla partita d'andata, finita 3-1 in favore della formazione alcamese. Andiamo quindi a raccontarvi i protagonisti delle due squadre, iniziando da quella di casa, iniziando dal Futsal Emiri, che giocherà con Rinicelli e Arcilesi come portieri, Ciara Mitaro, Comito, Pecoraro, Guglielmini, Parisi, Sciacca, Naccari, Pera, Sarci e Termini a disposizione di mister Cinzia Orlando. Per quanto riguarda invece la Gesan, in porta ci sarà Veterano Orlando, poi Riparia, Mistretta, Dixit Dominus, Eterno, Magliocco, Figlia, Lamia, Immesi, Fumuso e Larus. Tutti questi saranno all'ordine di Attilio Gottuso. Vediamo dalla gara d'andata, come dicevo anche in apertura, 3-1 in favore dei ragazzi alcamesi. Le reti in quel caso sono stati Lamia, Ripari e Fumuso, entrambi saranno presenti oggi. Per il Futsal Emiri invece in rete Termini, che anche oggi è presente in distinto. Il direttore dei gradi oggi sarà inoltre il signor Damiano Greco della sezione di Palermo. Ricordiamo appunto che l'Emiri deve rimontare il doppio svantaggio termine la gara di andata. In caso di vittoria per 2 gol di scarto della formazione palermitana, appunto, si procederà con 2 tempi supplementari da 5 minuti l'uno e poi eventualmente, nel caso dovesse mantenersi l'equilibrio nell'arco delle 2 sfide, ci saranno anche i calci di rigore, 5 a testa se dovessero servire. Ovviamente poi potrebbe anche terminare prima la lotteria dei calci di rigore. Aspettiamo solamente il fischio del signor Greco, che arriva adesso. Inizia quindi Emiri Gesan, inizia con il primo possesso per la formazione alcamese, che ricordiamo deve mantenere il doppio vantaggio per passare al prossimo turno. Attenzione qua subito all'inserimento pericoloso portato avanti dal numero 6 Dixit Dominus, azione portata a sua volta in funzione da Larus. Qua sbaglia incredibilmente, potremmo anche dire Ciara Mitaro. La palla è ancora per gli alcamesi, che sembrano partire con un altro piglio, ragazzi di mister Gottuso. Attenzione ancora allo scambio, ottimo il triangolo qui, può uscire bene quindi la squadra in maglia rossa. Attenzione ancora al numero 23 Paolo Fumuso, anticipato qui da Comito. La palla è in favore della Gesan, secondo quanto detto dal signor Greco. Batterà Dixit Dominus. Lui, così come tanti altri protagonisti che saranno protagonisti della sfida, arrivano da una stagione in C1. Attenzione qua al tiro provato da proprio Fumuso. Poi partire Pecoraro, ancora lui, numero 7 insiste, Pecoraro al centro, non riesce però a trovare una deviazione. Spunta Comito che rivuole Ciaramitaro. Attenzione poi qua al destro, provato dal numero 13 Manuel Sciacca. Girati Mattia, girati! Uno dei migliori talenti a disposizione di mister Orlando. Diceva appunto che la Gesan arriva ad iscriversi a questo campionato di Serie C2 prendendo il gruppo squadra della Bonifato Alcamo, che l'anno scorso è arrivata ultima nel campionato di Serie C1, e quindi il titolo della Veco calcio a 5. Una squadra veramente interessante. Attenzione a Pecoraro che prova il tiro, deviazione, calcio d'angolo. Ha provato subito Pecoraro, anche lui uno dei talenti principali della formazione palermitana, scuola Palermo. Attenzione ancora a Pecoraro, può girarsi, lo fa adesso, va sul destro, può appoggiarsi a Comito che aspetta. Ancora Comito, insiste lui, il tacco a liberare Sciacca, che potrebbe anche pensare di nuovo al tiro. Sciacca! Parata da Orlando, che poi mette in corsa, almeno voleva mettere in corsa Fumuso, non ci riesce. La palla quindi è battuta qui da Ciara Mitaro sotto la nostra postazione.
Passano i secondi, siamo già arrivati al terzo di gioco, qualche azione pericolosa da una parte e dall'altra, ancora niente di particolare. Attenzione ancora a Comito da quella parte di campo, ritorna da Sciacca, vuole lo scambio con Pecoraro, ancora il 7, può appoggiarsi dietro, prova Ciaramitaro, controllo un po' difettoso, non riesce poi a uscire Sciacca, ultimo tocco qui di Dixit Dominus, la palla quindi ancora per l'Emiri, può andare Pecoraro, aspetta il 7 che ritorna dove c'è Ciaramitaro, ancora Pecoraro, ancora a farsi vedere, l'uomo più cercato in questo momento, attenzione a Comito, dietro, vuole Sciacca, il controllo non è buono, alla attenzione al contropiede possibile per la Jason, poi il tiro addirittura provato qui da Fumuso che si è visto bloccato nelle sue possibilità. Assieme a lui c'era Dixit Dominus ma ha provato subito il tiro, il numero 23 risponde Rinicella e quindi si iscrive al match. Impreciso qua il pallone di Ciaramitaro verso Pecoraro, sentite qua sotto la nostra postazione proprio le urla della signora Orlando. Poi il signor Greco ferma un attimo il gioco perché c'era Parisi, si stava riscaldando nella parte esterna del campo, quella vicina alla porta di Rinicella. Pensate all'errore, fermato qui subito l'avanzare l'Emiri da Guido Lamia, anche lui di ex Bonifato, anche lui viene da un campionato di C1. Poi comunque hanno messo a segno diverse reti, diverse prestazioni importanti. Bonifato l'anno scorso era, pensate, prima dopo 4 giornate, poi una quota vertiginosa, la creazione della Jason che appunto riprende gli stessi uomini che ormai da 12 anni con denominazioni diverse portano avanti futsal ad Alcamo. Ben sostenuto dallo Sporting come in Serie B, attenzione con lo scambio, l'autorete di Dixit Dominus, ottimo scambio all'improvviso dell'Emiri nella metà campo avversaria, arriva l'autorete di Dixit Dominus. Vai da lì! Fischia Greco, si può continuare a giocare. 5 minuti trascorsi, la rete dell'Emiri arriva grazie alle azioni di Dixit Dominus. Adesso prova il tiro, prova subito a rimediare al suo autogol il numero 6 e poi si tocca la parte posteriore della gamba destra, forse è un problema per lui, fatto sta che sta decidendo la gara. C'è ancora un gol di vantaggio per la Jason, ma sicuramente non era l'inizio che voleva la squadra di Mister Gottuso, quello che voleva invece Mister Orlando. Ottima e propositiva questa prima parte di gara per l'Emiri che passa in vantaggio. Attenzione ancora a Sciacca, si riappoggia dietro dove c'è l'arrivo di Comito, deviazione, palla che va in rimessa laterale, può battere l'Emiri. Palla per Pecoraro che va sul destro, fermato, la chiude Lamia, ci ha provato ancora una volta Pecoraro. Attenzione allora con la parte di campo a Comito con la 6, dal centro dove sta per arrivare Ciaramitaro, chiusa all'ultimo, poi Sciacca, l'ultimo uomo, rischia con quel dribbling, non funziona lo scambio con Ciaramitaro, può partire quindi la Jason, ancora con Fumuso, pallone che è rimasto in campo per il signor Greco, può battere quindi Fumuso. Attenzione allora ancora all'avanzata della Jason, fermato la mia, può andare lontano Comito, ultimo tocco del 6, attenzione per qua Fumuso che a porta vuota sbaglia incredibilmente, ci ha provato qui la Jason, l'errore dietro dell'Emiri e Dixit Dominus aveva servito Fumuso davanti a Rinicella. Il duello tra numeri 23 lo vince, seppur senza fare nulla, il portiere dell'Emiri. Vai su Manu, vai su Manu! Ancora Sciacca, ottimo destro, potente, c'è Orlando a respingere e poi attenzione ancora al tiro provato qui sempre al versante destro e Ciaramitaro. Ancora una volta c'è Fumuso che ha tantissimo la linea della sua formazione,
alza moltissimo in baricentro, l'errore però qua in controllo di Dixie Dominus, ancora Pecoraro, può andare, Pecoraro insiste, Pecoraro, che gol del numero 7, non gli stradicano il pallone e va a segnare il 2-0. Fermo. Giochiamo, dai! 2-0 per il Futsal Emiri, il gol bellissimo di Pecoraro che segna un'altra volta, prima realizzazione in Coppa per lui che già ne ha fatte diverse in campionato. Attenzione ancora a Ferraro, prova ad andarsene proprio Pecoraro da quelle parti di campo. Vacci incontro Manu, vacci incontro Manu! Il 7 si vedeva che era abbastanza in forma, il tiro qua provato da Sciacca. 2-0 per ora, quindi si pareggia tutto qui al campo mediale degli Emiri. È tutto pari rispetto al 3-1 dell'andata in favore dei ragazzi in maglia rossa e quindi attualmente si andrebbe per i supplementari, ma siamo solamente al 9° minuto dei 30 previsti in questo primo tempo. Va lontano qui il giocatore della Gesan, deve per forza di cose in questo rilancio toccare il tetto, la palla quindi è per Sciacca e poi appoggiarsi dietro dove c'è Comito con calma dalle parti di Ciaramitaro, ancora lo scambio tra i due, Ciaramitaro per gli laterali, trova Pecoraro. Ancora il 7. Non era male l'idea a cercare Sciacca al centro della metà campo avversaria. La palla viene comunque ripresa dalla russa, la mia. Va alle parti il numero 16 della formazione alcamese, Vito Figlia, uno dei primi cambi di mister Gottuso, che prova quindi a reagire a quello che è un inizio difficile per i suoi, è l'inizio perfetto per il Futsal Emiri, che ritorna ad essere in una situazione di equilibrio con la squadra avversaria. Attenzione allora ancora a Comito che rischia, il tacco di Comito, Sciacca pure di tacco, pallone impreciso, non riesce ad andarsene qui la mia che va al tiro. Tanta confusione in questa particolare occasione perché sembrava fosse pallone per gli Emiri, in realtà l'ultimo tocco era di un giocatore palermitano. Rinicella comunque mette a correre questa sfera, la dà a Comito che poi prende un po' in controtempo Ciaramitaro, combatte quindi la Gesan, non controlla Figlia, può andare quindi Termini, l'uomo in gol nella trasferta alcamese qualche settimana fa nell'andata di questo scontro valido per il primo turno della Coppa Sicilia. Chi passa appunto si troverà nel secondo turno, Coppa che ovviamente in questa fase preliminare vede sia accoppiamenti a due sia triangolari che appunto si sono conclusi, si stanno concludendo nel corso di questa settimana. Fittissimo anche il calendario delle squadre di Serie C. Attenzione qua al rischio che si prende la squadra alcamese, prova poi a uscire bene qua con la russa, ma viene fermato dal signor Greco che era lì vicino e dice che il pallone era uscito. Esce Ciaramitaro, entra Parisi, quindi sarà anche lui a mettere in moto questo pallone. Gira facciarcela a Termini che infatti raccoglie la sfera lì a sinistra, quindi gli altri scambi della formazione palermitana che adesso si alza e alza il suo baricentro, sbaglia qui Termini, attenzione perché potrebbe mandare avanti suoi la mia, prende palla, attenzione ancora a Pecoraro che mantiene botta su due uomini e poi non c'è niente. Orlando entra sul pallone, i ragazzi della Gesan protestano per il contrasto precedente di Pecoraro, il 7 invece non protesta neanche, calcio d'angolo
anzi rimessa, pardon. E attenzione al pallone che arriva al centro, trova il controllo di Termini. Appoggia dietro dove c'è Comito. Termini, ancora lui. 29 atterrato, stavolta non c'è dubbio, calcio di punizione e occasione importante per il Futsal Emiri, che ricordiamo ha già rimontato lo svantaggio dell'andata, adesso è tutto in equilibrio, è tutto in parità. Adesso aspettiamo perché la battuta andrà a Termini. Due uomini in barriera per Orlando che abbassa la mia, c'è solo Figlia, quindi un po' più avanzato. Aspettiamo il fischio del signor Greco che arriva adesso. Poi Termini arriva al controllo di questo pallone, lo scambio con Comito, nuovamente il 6, quindi non va in porta il Futsal Emiri, aspetta e poi rischia con Termini, poi ritorna Termini, Orlando in qualche modo e poi va lontano, cercare Figlia e controlla, c'è Comito che fa una grandissima chiusura, poi Figlia in qualche modo per Dixit Dominus, anticipato. Pecoraro, se ne va il 7, attenzione ancora lui, Pecoraro, il pallone passa, non se l'aspettava forse Parisi, che credeva già Dixit Dominus avesse sporcato questo pallone. In realtà un doppio velo, un doppio liscio, palla per la Gesan. Quarto d'ora a breve, e a breve quindi arriveremo anche a raccontarvi la metà di questo primo tempo, che vede per ora il Futsal Emiri sopra livello di prestazione rispetto alla Gesan, rimontando quello svantaggio che si portava a 14 giorni. La russa dalle parti di Nami, lo scambio ancora con il numero 77. Ecco, poi in mezza incomprensione esce facilmente Rinicel. Parisi un'altra volta intelligentemente fa in modo che il pallone arrivi al suo portiere. Gira palla quindi il Futsal Emiri, va alle parti di Parisi un'altra volta. Anche il numero 11 prova a dare manforte all'azione offensiva. Lo scambio che vedeva Termini lungo linea, pallone che al centro non viene recapitato da nessun giocatore in maglia fucsia. Attenzione ancora qui al pallone messo al centro e poi sbaglia qualche passetto dalla porta il numero 7 dello Gesan, Eterno, appena entrato. Ottima azione sul versante sinistro per la squadra alcamese. Come? Attenzione, la corsa di Parisi, ancora lui al centro per Termini che non va subito al tiro e viene anticipato. Attenzione al contropiede del Gesan, ancora con Eterno che poi viene sbilanciato dalla spinta di Comito, scivola, non c'è niente per il signor Greco, può andare quindi di nuovo Comito, anticipato dalla russa. E poi attenzione perché il signor Greco va a richiamare la panchina del Gesan, che è impazzito dopo la spinta di Comito, danni di Eterno, sbilanciato. Poi il numero 7 ha provato a rimanere in piedi, ma poi si è gettato magari anche alla ricerca di un fallo che però non è stato comminato. 17esimo, la palla adesso arriva alle parti di Termini. 2-0 per il Futsal Emiri, l'autorete di Dixit Dominus, la rete bellissima di Pecoraro. Stiamo per ora decidendo l'incontro. Poi non passa, e qua Eterno, la russa rischia sul pressing di Termini. Ritorna qui! Come dicevo, la russa ha decantato sin dall'estate come una delle principali operazioni in ottica verde, con il tiro provato invece da Eterno. Ottima risposta di Rinicel. Ancora Comito. Gira palla il Futsal Emiri, ritmo che dopo le prime incandescenti operazioni, nei primi minuti di gara, si è un po' abbassato. Attenzione qua, Parisi che entra in aria, Parisi! La paratona di Orlando!
Era entrato come un tir il numero 11, nessuno poteva fermarlo, ci ha pensato un altro peso massimo come Orlando, portiere pieno di esperienza. Attenzione ancora a Pera, prova a girarsi. Pera, bellissima idea. Parisi! Un'altra volta lui, un'altra volta Orlando. Time out chiamato qui da Mister Gottuso. Si è iscritto al match Orlando con 2 parate clamorose su Parisi. A tra poco dopo questo time out. Emiri 2, Jason 0. Rientrano in campo le squadre. Emiri che già nei primi 9 minuti ha confezionato questo doppio vantaggio e quindi va a pareggiare quella che era la situazione alla vigilia del match, maturata nel match d'andata. La palla è di nuovo per la Jason, ancora con buon Lamia che lì a sinistra ha provato un'altra volta a cercare l'intruso nella difesa del Futsal Emiri. Adesso ci prova invece un'altra volta Figlia, lo scambio che non riesce in un primo momento, poi all'improvviso Lamia la mette al centro, bravo Rinicella, direi no, con l'aiuto anche dei suoi centrali. Calcio d'angolo Alcamese, prende palla Pera, potrebbe correre lui, va Pera, mantiene solo per un attimo il pallone in campo, almeno sembrava potesse averlo fatto, in realtà la rimessa in favore della Jason. Peccato, perché poteva essere una grande occasione questa per Umberto Pera. Dall'altra parte del campo, fermato qui Lamia, la palla è ancora buona per Eterno, ha avuto un ottimo impatto sul match ma ancora senza colpo ferire, almeno per il momento. Ancora è lontanissima la fine di questo primo tempo, essendo entrati adesso nel 21esimo di gioco. Poi si sarà recuperare anche il minuto extra concesso per il time out voluto e ottenuto dalla panchina della Jason. Attenzione ancora a quale giocate incredibili di Lamia, quella che arriva al centro, la prende con calma Rinicella e con neanche tanta calma la rimette al centro dove c'era almeno le intenzioni Parisi. Poi Pera non riesce a raccogliere questo pallone che il numero 11 ha provato a cedere in maniera altruista verso l'area di rigore avversaria, dove era entrato poco fa per ben 2 volte si è fatto stoppare da un super Orlando, perché l'esperienza unica, più vicino ai 40 che ai 30, sì, ma la carta d'identità sembra solamente un pezzo di carta. Quindi attenzione ancora al pallone che tocca il tetto del campo Emiri sul rilancio di Rinicella, che voleva un'altra volta cercare e a momenti trovava anche Cristian Termini. Che cambio per l'Alcamo, qualcuno sarà operato anche dal Futsal Emiri nel corso dei prossimi minuti. Attenzione a poter ripreso da Comito, Pera controlla, ancora Comito che ha una prateria a destra, l'ha messa al centro dove c'era un'altra volta Parisi, non c'è però la deviazione del numero 11, a dire il vero non c'è la deviazione di nessuno. Quindi attenzione al pallone che incredibilmente stava arrivando alle parti di Eterno, cambio, esce Comito, attenzione ancora a Termini, adesso può respirare un pochettino il Futsal Emiri, è entrato Naccari al posto di Comito. Attenzione ancora a Termini, Parisi
A sinistra Parisi, prova il tiro verso la porta di Orlando, esterno della rete. Allora ancora Orlando. Dalle parti di Figlia, anche lui, Naccari, lo difende perfettamente. Attenzione allora a quella parte di campo a Termini. Adesso sono rapidi i capovolgimenti di fronte, attenzione a Parisi, ancora lui. Le giocate, Parisi, sinistro fuori misura. Qualche passo interessante, almeno l'intuizione era quella, poi però conclusione fuori misura. Rilancia ancora a cercare il numero 17 Lamia, che però non riesce ad arrivare al controllo. Palla per il Futsal Emiri, ovviamente senza particolare fretta andrà a battere Termini. 24esimo in corso dei 30 minuti previsti, più uno che probabilmente verrà assegnato dal signor Greco. Il time out assegnato alla Gesan. Attenzione ancora a Termini, atterrato Pera, credo però che sia semplicemente scivolato. Avevo il focus dell'attenzione verso il numero 29 Termini. Deviazione finale di un giocatore in maglia rossa. Attenzione ancora a Parisi a quella parte di campo. Parisi fermato e può ripartire il contropiede, quindi alla Gesan. Insiste Figlia, attenzione Figlia! 2-1 Gesan, contropiede vincente confezionato da Riparia e Figlia. 3-0. Mi correggo, non è 3-0, è 2-1, è il terzo gol però della serata, e con questo gol la Gesan ritorna avanti nel doppio scontro in questo momento. Contando anche il 3-1 dell'andata saremmo a un totale di 4-3 in favore degli alcamesi, che adesso provano a sfruttare il momento positivo arrivati alla fine di questo primo tempo, anche se mancano ancora più di 5 minuti più recupero. La Gesan trova la rete che dimezza lo svantaggio oggi, ma che riporta avanti i ragazzi di Mister Gottuso a doppio sconto. Guglielmini prova il tiro, fermato un'altra volta da Riparia, che ha fatto davvero una grande entrata in campo, ha avuto un ottimo impatto sul match. E poi Figlia riprende palla, fa andare lui, attenzione a Figlia, rinuncia alla grande risposta. Un po' addormentato qui Parisi, la palla è per Naccari. Insiste lui, Naccari, ma col destro, Orlando, che va lontano poi, Parisi è bravo qui, di testa a interdire. Palla per la Gesan, per Eterno, che torna dietro, Riparia. Guarda il segno, devi guardare però, è tutto fallo. I triangoli della formazione in maglia rossa. Lamia, ancora lui, insiste, Lamia, che è successo qui a Rinicella? 2-2. Non è ben bello raccontare un errore estremo difensore. Due pari, la Gesan pareggia. L'incontro di oggi, il risultato dell'incontro di oggi, e si rimette alla condizione della vigilia del match con reti di vantaggio, tornata e ritorno. Attenzione ancora a Naccari che prova il tiro, o almeno pensavo di provarlo. Pallone che ritorna al centro, ancora Naccari, insiste Naccari e subito 3-2, e subito il gol di Naccari che risponde quello di Lamia, che abbraccia subito Rinicella, lo consola, lo conforta. 3-2. Ora le schicchiala vai te. Vai, salvo dietro. Torna avanti il Futsal Emiri dopo lo sbaglione di Rinicella sul passaggio al centro di Lamia. Arriva il gol di Naccari. Parte finale di primo tempo super divertente, giallo qui per Guglielmini che protesta, non abbiamo capito neanche il motivo. Ammonito dal signor Greco, che quindi esce per la prima volta il cartellino in questo pomeriggio, inizio serata palermitano qui in Viale degli Emiri. Siamo arrivati nel corso del 28esimo
manca davvero poco alla fine. Attenzione qua al pressing del Futsal Emiri, insiste però ancora la Gesan lì a sinistra con Figlia, riprende palla Naccari, anche lui ha avuto un ottimo impatto sulla gara, prova a scappare Sciacca, controllo di petto non preciso, poi ancora Figlia, deve uscire Rinicella e si fa sentire. Pera, può insistere ancora lui, attenzione a Pera, Guglielmini, poi arriva dalle parti di Orlando, fa un grande intervento un'altra volta a chiudere il palo alla sua destra, quindi ripari. Gira ancora la Jason, sbaglia però qua dietro la mia. E attenzione a Pera al centro, trova Sciacca che viene fermato da un super Orlando. E poi ancora quel rilancio lontano, il portierone della Jason che ha fatto una parata clamorosa di puro istinto. Chiudere stavolta il palo del lato mancino. E attenzione qui da Guglielmini, insiste comunque il Futsal Emiri. La palla è per Sciacca, vede Pecoraro, destro potente, non riesce a replicare il gol di momentaneo 2-0. Mattia Pecoraro va lontanissimo, Orlando controlla con le ginocchia praticamente eterno, apre alle parti di Fumuso, fermato da Rinicella. Poi l'ultimo tocco è di Fumuso, non c'è stata deviazione di Rinicella. Allora, almeno questa è la decisione del signor Greco. La palla continua a girare, ce l'ha Pecoraro, prova a insistere, ancora Pecoraro, non ha il destro libero, deve appoggiarsi dietro dove c'è Naccari che sbaglia il passaggio, attenzione al contropiede, 2 contro 1, ancora al centro la Jason con Dixit Dominus rientrato in campo, prova la giocata ma non riesce un'altra volta Guglielmini, torna dietro il numero 6, vuole il time out mister Orlando, lo avrà quando uscirà il pallone, Rinicella la fa sua. E poi con calma cede il pallone a Naccari. Sciacca, Pecoraro prova a girarsi, ancora Pecoraro al centro, viene fermato e allora ancora una volta ripari. Sì, ancora, continua! Forte! Non riesce a uscire il pallone qui, almeno anche da qui mi sembrava pallone per Pecoraro buono. Ancora Fumuso, insiste Fumuso, colpisce eterno che un po' alla Lukaku, ferma il tiro del compagno, anzi no, l'ultimo tocco è di un giocatore dell'Emiri. Tanta confusione adesso in questa parte finale di primo tempo, sta salendo anche la tensione tra le due squadre, più che altro nei confronti del direttore di gara, il signor Greco, e per le decisioni che ha preso nell'ultimo spaccato di questo primo tempo. Devi giocare, Mattia! Adesso continua a dire mantenere la calma il direttore di gara, la panchina palermitana. Batterà quindi la Jason, lo scambio subito, prova a subentrare Fumuso a vuoto di Dominus e allora ancora Guglielmini per Pecoraro al centro, Guglielmini 4-2, torna avanti di 2 il Futsal Emiri, la rete di Guglielmini. Dai, Sergio, un minuto, calma! Dai, senza sbilanciare! 32esimo, credo che mancherà un minuto giù di lì alla fine di questo primo tempo. Nel tempo di recupero trova la rete del 4-2 il Futsal Emiri che torna di nuovo avanti di 2, fa tornare un'altra volta in equilibrio il conteggio, il computo tra andata e ritorno della sfida valida, lo ricordiamo sempre, per il primo turno di Coppa Sicilia. Chi passa approderà ovviamente al secondo turno, poi ottavi, poi quarti e in caso di continuo successo nel corso delle prossime settimane l'accesso poi alle Final Four si giocheranno nei primi giorni di giugno. Manda tutti a prendersi qualcosa per questa pausa tra primo e secondo tempo il signor Greco.
Finisce 4-2 la prima frazione. Emiri, che dopo il doppio vantaggio confezionato all'autorete di Xi Dominus e dal gol di Pecoraro, si era spaventato con il 2-1 prima, il 2-2 poi della formazione alcamese, in rete Figlia e Lamia, e poi 3-2 siglato da Nacri e 4-2 da Guglielmini dopo una grande azione di Pecoraro. Ci vediamo fra poco, non scappiamo qui dal campo del Viale degli Emiri. Serviva dare una scossa dopo l'ultima sconfitta in campionato e quest'oggi è arrivata 7-0 contro il Sport, prima nel girone B di Serie C2. Siamo qui con capitano Vito La Fiora. Ti chiediamo subito, tripletta, i primi tre della partita, quanto sono stati importanti nell'esito del match? La tripletta è stata importante, ma però ci tenevamo a dare una risposta da squadra, perché io qualche partita l'ho fatta e purtroppo può capitare che durante un'annata ci sta quella partita in cui magari non scendi in campo, che la prendi male o che non ci sei mentalmente o con le gambe. Però questo non significa che noi non siamo una squadra che può ambire alla vittoria del campionato, a giocarselo fino alla fine. I miei compagni erano carichi, io ero carico e anche il mister, quindi tenevamo a dare una risposta netta e chiara. Loro sono un'ottima squadra, come dicevi tu, sono prima nell'altro girone, non sono gli ultimi arrivati, ma noi ce la siamo giocata a viso aperto perché avevamo voglia di rivalsa. Può capitare un'uscita a vuoto, ma la seconda sarebbe stata troppo, quindi siamo entrati convinti, cattivi, e si è vista, è stata una partita per lo più dominata. La sconfitta contro il Pioppo può aver dato forse nuova linfa e quella voglia, quello stimolo di fare meglio? Sì, quando mi hai intervistato sabato scorso ti ho detto che anche dalle sconfitte pesanti c'è da prendere qualche cosa. Quel qualcosa è la voglia di rivalsa, di fare bene. Non puoi ripetere lo stesso approccio della partita scorsa. Quindi rientri con un appiglio diverso, con una voglia diversa, e questo ti motiva a fare meglio. Quindi se c'era qualcosa da prendere era proprio questa, la voglia di rivalsa l'abbiamo dimostrata in campo. Oggi 2 tiri liberi, uno calciato da Gennaro, parato dal portiere, poi il gol del giovane Nicchia. Ti chiedo di commentare l'episodio di Gennaro, che doveva battere anche il secondo, ma lo ha ceduto volontariamente al giovanissimo Nicchia, che ha anche fatto gol. Visto da fuori noi siamo una semplice squadra, visto da dentro noi siamo una grande famiglia. Da noi non c'è Gennaro, Vito, Nicchia, da noi c'è il Palermo, quindi per noi conta la squadra prima di ogni cosa. Gennaro ha un cuore grande quanto una casa, oltre ad essere un grande giocatore. Ha visto il compagno motivato, deciso, gli ha ceduto il pallone come giusto che sia. Gara di andata terminata quindi con il risultato di 7-0. Come la imposterete per la gara di ritorno, e se soprattutto questo risultato vi farà stare un po' tranquilli, fermo restando che comunque il campo di Cefalù è diverso dal manto del Tocia, perché intanto è un palazzetto, è più piccolino e quindi il modo di giocare la palla sarà decisamente differente. No, come ti dicevo prima, loro sono un'ottima squadra, siamo noi che abbiamo impattato la partita in modo deciso, però stare sereni no, perché loro, campo a 5 tu lo sai, il gol è dietro l'angolo, in 3 minuti, in 2 minuti si può fare subito gol, quindi è giusto prepararla in maniera convinta e giocarsela come se fosse finita 0-0. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima sfida contro l'Oratorio Cosme Damiano, che ieri ha perso in Coppa contro il Pioppo. Ti chiedo se li conoscete e se come la preparerete questa partita in settimana, visto che comunque quest'oggi avete già giocato e forse le gambe saranno un po' pesanti. No, allora i ragazzi li conosco, qualcuno, c'è anche un amico mio fraterno che ci gioca, Damiano, quindi sono una squadra che è un'ottima squadra. La posizione in classifica non rispecchia le qualità della squadra, perché loro sono noi la prepareremo come sempre. Come ti ho detto sabato, non è che una sconfitta ci pregiudica la preparazione di un'altra partita, nemmeno una vittoria o un pareggio. Noi prepariamo tutte le partite perché tutte le partite devono essere lottate, sudate e poi se è il caso vinte. Adesso l'ultima domanda per il capitano: hai fatto 3 gol, hai promesso qualcosa dello spogliatoio? Sì, sicuramente al prossimo allenamento mi costerà dei dolcini, ma li porto con tutto il cuore perché, ti ripeto, la squadra, prima di essere squadra, sono i miei fratelli, lo faccio con piacere.
momenti riprenderemo qui dal campo in Viale degli Emiri la sfida tra Futsal Emiri e Gesan Alcamo. Dopo il primo tempo la gara già vede più gol segnati rispetto a quella d'andata, finita 3-1 in favore della Gesan, e quindi bisogna fare anche un semplice conto matematico. In questo momento è tutto pari. Sarà ancora più bello quindi andare a vedere come si evolverà la situazione nel corso di questa ripresa. Emiri che ricomincia con Rincella, Sciacca a destra, Guglielmini a sinistra, Pecoraro centrale dietro Comito, Orlando invece per la Gesan con Figlia, Eterno dietro la Russa. Moderato anche Lam. Fischia il signor Greco, inizia quindi anche la ripresa di Emiri Gesan. Ricordiamo che se dovesse mantenersi questa situazione di punteggio, questa distanza tra le due squadre, si andrà ai tempi supplementari, due frazioni da 5 minuti l'uno, e poi eventualmente dovesse ancora esserci questo gap tra le due formazioni si andrà direttamente ai calci di rigore, una serie al meglio di 5, quindi come nel calcio a 11. Attenzione ancora alla girata di Lamia che vede Figlia, propositivo questo inizio per la Gesan. Qua la Russa un po' a vuoto, lo presta quindi Pecoraro, arriva poi il ripreso con la Guglielmini per Pecoraro, vuole ridargli il favore dopo l'ottimo pallone dato dal numero 7 a Guglielmini, che ha siglato il gol del 4-2 al termine del primo tempo. Attenzione ancora a Pecoraro, fermato una volta, sempre il 7, può appoggiarsi dietro Sciacca, dove c'è un'altra volta Guglielmini, fermato Guglielmini, forse anche con un leggero contatto palloso. Non è che arriva a Comito, toccato qui la sfera da Lamia, ancora Pecoraro, insiste il numero 7, si appoggia dietro Guglielmini, bello questo destro, una rasoiata verso la porta di Orlando che finisce però sul fondo. È il terzo match stagionale tra Emiri e Gesan. Attenzione a quel pallone che provava a essere riconquistato da Sciacca e poi travolge però Lamia in una seconda battuta. Dicevo, è il secondo match tra Emiri e Gesan in Coppa, ma è il terzo stagionale, perché qui nel campetto del centro sportivo Emiri si era giocata anche la gara valida per la quinta giornata di campionato, un 4-4 tra la formazione palermitana e quella alcamese. Pecoraro e Sciacca, che oggi sono in campo, avevano già segnato nel corso di quella partita. Poi la Colla, Milazzo e Ferrara, che erano i marcatori di quella squadra. Attenzione, quanto tempo ancora a Pecoraro al centro, Sciacca! All'improvviso il Futsal Emiri trova il 5-2, un'altra volta con queste creazioni, questi triangoli veloci, improvvisi. 5-2. Vai, giochiamo! Gioca! Stavo proprio dicendo che Sciacca aveva fatto gol nella gara di campionato, lo rifà nella gara di ritorno del primo turno di Coppa Sicilia. In questo momento, per la prima volta questa sera, il Futsal Emiri sarebbe qualificato direttamente. Attenzione ancora alla Russa che prova il tiro, il destro non è per nulla lento, anzi è abbastanza potente, ma finisce sul fondo. 33esimo, chiuso da un po', l'Emiri va in vantaggio nel corso del computo della sfida tra andata e ritorno. Pecoraro, ancora il 7, prova a inventare, va alle parti di Guglielmini. Sciacca liscia, lascia, anzi meglio dire, il pallone a Pecoraro, pallone ancora al centro, lo scambio con Guglielmini, mantiene il pallone in campo Pecoraro, sempre il 7, fermato, attenzione al contropiede con Figlia. Lamia, lo scambio tra Eterno e Figlia, si lamenta Orlando con Eterno, poteva anche andare in porta il numero 7, infatti si lamenta proprio di questo il portierone della Gesan. Sì, Marco!
Palla ancora per Sciacca, che scavalca Eterno con un pallone a vedere. Poi la corsa di Pecoraro. Comito Vai. aspetta e poi chiama in causa Guglielmini, che scappa lì a sinistra. Ancora Guglielmini, ripreso poi da Eterno, che tocca con le mani, anzi si tratta di Lamia, che era scivolato, ha preso il pallone con il braccio. Strana situazione sicuramente, che il signor Greco ha detto fosse regolare. Calcio d'angolo comunque, parla ancora in favore della Gesan, può andare sempre la squadra alcamese, pallone che però arriva al centro dove c'è Rinicella, che è una presa facile e sicura. Attenzione ancora a Sciacca, il controllo del 13 dalle parti di Comito, che rischia, non può neanche andare da Rinicella, e allora Comito riappoggia a Sciacca. Rischiano ancora i due, sempre il numero 6, pressing alto, e la Gesan può girare qua Guglielmini. Pera se ne va, grande giocata di Pera, fermata per un fallo qui dalla russa. Giallo per il numero 77, forse più che l'intervento sul pallone è la strattonata che aveva fatto perdere tempo a Pera, che già se n'era quasi andato. Poi un crampo per Pera, mi sembra. Giallo anche per la russa, quindi un altro ammonito nel corso di questa gara, 36esimo. In questo momento, ricordo, l'Emiri sarebbe qualificato al secondo turno di Coppa Sicilia, rimonterebbe i 2 gol di svantaggio che si porta come una spada di Damocle sulla testa dalla gara di andata giocata da Alcamo. Ora Guglielmini lascia a Comito, lo scambio è ottimo, lo schema creato qui da Comito, Pera e Guglielmini, che era andato al tiro, poi qua ci prova Sciacca, non va fuori, quindi può andare Orlando. Ancora Lamy, può andare il 17, trova quella parte Eterno che insiste, Eterno, pallone a metà che può essere proprio facilmente conquistato dalla russa, riprende palla Sciacca, anche lui fermato. Bravo qui un'altra volta Figlia, pensava al pallone che però non riesce ad arrivare al 16, adesso sì, ancora Figlia, si gira, Eterno colpisce Comito, vogliono un fallo di mani i giocatori nella panchina del Gesan, poi non mantiene in campo questo pallone la russa. Rimessa laterale per il Futsal Emiri. Uno, due. Pera va dietro da Comito, Guglielmini, Manuel Sciacca dietro da Comito, e col destro prova subito a servire un suo compagno. Attenzione ancora a Lamia, la russa, Rinicella in 2 tempi, e poi può andare lontano a cercare la corsa di Guglielmini. Ottimo controllo del numero 8, ancora Guglielmini prova a creare qualche giocata frizzante, poi preso da Sciacca, Orlando la fa sua, e poi va lontano il numero 1, impreciso però il pallone per il numero 16 Vito Figlia. Cambi nello scacchiere di mister Orlando, entra il numero 4 Ciaramita, è uscito Sciacca momentaneamente per il Futsal Emiri. Poi là sotto non vedete forse voi molto bene, ma c'è un discorso tra Comito e Figlia, che poi viene costretto a fare fallo. Calcio di punizione per il Futsal Emiri. Comito anticipato qui dalla russa Guglielmini per tocca Guglielmini,
Riprende palla comunque Dixit Dominus. Attenzione ancora Eterno. Palla per il 6. Che non riesce poi a mantenerla in campo. Rimessa dal fondo. Dopo il controllo tentato dal numero 6 Alcamese. Arriva l'altro numero 6 in campo. Però comuta a dirgli di no. Guglielmini prova a centrarsi. Guglielmini, palla è buono comunque per Ceramitaro. La ciocca Guglielmini. Ceramitaro poteva addirittura dire la sua su questo tiro del numero 8, ma non ci ha creduto Danilo Ceramitaro. La palla è buona ancora per Dixit Dominus. Fermato. Attenzione alla possibilità di contropiede del Futsal Emiri. Aspetta Guglielmini. Fermato un'altra volta da Dominus. E poi il pallone torna successivamente a Ceramitaro, che sembra quasi attrarre la sfera come una calamita. Pera. Ma Girassi Pera, l'ultimo tocco dovrebbe essere ancora una volta del giocatore in maglia rossa, e così palla per il Futsal Emiri. Ancora Pera, può girarsi, tacco di Pera, però un'altra volta impreciso. Rimasto solo a combattere a destra Umberto Pera, si lamenta di questo con i suoi compagni. La Russa, ottima idea per Figlia, ancora Figlia, il tiro, Rinicella, ottima risposta di Nicolò Rinicella. Oggi ripenserà sicuramente al secondo gol subito, dove è andato a vuoto in una presa che sembrava tutt'altro che complicata. Qua comunque si distingue per la sua solita completezza sui pali. Attenzione qua, poi al tiro, se non era più un passaggio sul secondo palo sbagliato di La Russa. Palla comunque arriva facile facile a Orlando. Eterno, Figlia, ancora Figlia, Dixit Dominus, palla ripreso comunque qui da Ceramitaro. Termini non riesce a metterlo in moto, e poi qua Termini che va sul pallone. Regolare l'intervento di Termini, è rimasto comunque a terra Eterno, infatti va a sincerarsi alle sue condizioni il signor Greco. Esce Figlia, ritorna in campo Fumuso. Attenzione a questa idea per Ceramitaro, che si è trovato solo, superando Eterno, passandogli alle spalle. Proprio Eterno adesso insiste lui al centro, il numero 7, fermato però da Termini, che poi però viene strattonato qui da Fumuso. Si lamenta la panchina alcamese per le ultime decisioni arbitrali del signor Greco. Altri cambi, ritorna in campo Lamia. Lo scambio non si chiude. Attenzione ancora a Dixit Dominus che insiste, prova a tornare Fumuso, e attenzione perché davanti Lemiri, contropiede possibile, come dal centro, però non riesce a deviare verso la porta di Orlando. Ancora Orlando va lontano a cercare proprio Eterno che si propone. Il tiro provato qui dalla mia. La Russa. Dixit Dominus ancora verso Fumuso. Controlla col sinistro, per mettere al centro, non riesce a uscire con quelle miri, ora sì, e c'è un'autostrada per Termini che deposita in gol, esulta ancora prima che il pallone entra. Lo spicchio della tifoseria delle Miri, si a 2. Sono adesso 2 gol di vantaggio tra andata e ritorno per il Futsal Emiri, 7-5 il computo totale. Attenzione ancora alla Russa che insiste, ha ripreso poi da Ceramitaro e prova anche a uscire, poi c'è il fallo su Dixit Dominus, potrebbe anche pensare al tiro. Attenzione ancora la mia, torna al 6, Dixit Dominus fermato.
ancora il numero 6. Aspetta, poi decide di tornare dalla russa. Lamia. Si sta ancora lui, il tacco per Fumuso. Ottimo scambio, triangolo che si chiude senza fallo. Poi Dixie Dominus ha provato il destro. Non tira la Jason, prova ad arrivare in porta col pallone, non è sicuramente una cosa da buttare, anzi tutto il contrario, se ci riesce poi è il gol assicurato. Però in questo momento serve buttarla dentro, serve per sperare. Pensare ancora al 6, il pallone è buono per Fumuso, Rinicella. Un'altra ottima parata per il posizionamento del numero 23. Si propone la russa, il pallone però viene già battuto, corto. Questo calcio d'angolo, palla ancora per la Jason dopo il tocco di Ciaramitaro per mettere il pallone fuori. Ancora lo scambio, prova a girarsi, la mia. Dai, Destro fuori misura. qua, salici, Rimessa per Rinicella. È messo un poco male qua. La Jason non si era capito molto cosa è successo, cosa sta succedendo, anzi. In campo, fase confusa della gara. Abbiamo superato la metà della ripresa. Siamo entrati ora nel 16°. Vieni, ora, veloce. Sali, Il tacco di Pera, ancora per Termini, ma non riesce però a passare. E allora ancora Orlando, in qualche modo Dixie Dominus la ridà. Pera, allora dietro, con calma, senza particolare fretta, il futsale Mirico, comunque con Termini, prova a dare non forte a questa azione di gioco della formazione palermitana. Ultimo tocco è di Dixie Dominus che è chiuso. Pera, dietro dove c'è Ciaramitaro, Naccari sul gol del 3-2 che ha scacciato un po' la crisi per Futsale Miri. Dai che è nostra! Dai! Qua la palla è per il Futsale Miri. Si era confuso il signor Greco che aveva dato in maniera sbagliata un lapsus in momento di confusione, la rimessa alla Jason, non è subito corretto. Naccari non trova nessuno, Naccari, pressing altissimo ora della Jason che deve recuperare 2 gol per almeno mettere la doppia sfida in parità. Attenzione ancora a Eterno, lo scambio con Fumuso, d'altra parte c'è Riparia fermato però il numero 3. Eterno, il tiro del numero 7, non c'è deviazione, rimessa per Rinicella. Saliamo! Si propone Ciaramitaro, Rinicella però vede Pera. Attaccalo ora! Spazi essi importanti per il Futsale Miri, pressione altissima della Jason, rischia Naccari. Rimessa al fondo per Rinicella, continua a chiamare gli angoli, qua incredibile come è solissimo lì a sinistra. Ciaramitaro, viene però cercato da Pera. Mentre si lamenta tantissimo per questo motivo Fumuso. Attenzione a Naccari. Rinicella, va lontano Rinicella, prima che però si chiude con nulla di fatto. Riparia, Lamia, la palla è buona ancora per Fumuso che potrebbe appoggiare dietro, lo fa adesso. Lamia fermato da un ottimo Ciaramitaro, prima che torna Eterno che può andare da Riparia, ancora il numero 3, sempre Eterno, vede la porta, preferisce andare da Lamia. Naccari un'altra volta si prende l'applauso dei suoi. Dai che lo facciamo! Importante anche il numero 16,
Attenzione allora alla Jason, sempre col pallone tra i piedi, ovviamente adesso il pallone del gioco deve averlo per forza di cose la squadra di mister Gottuso. Prova a scappare qui Ciaramitaro, arriva sul pallone, lo aiuta lì a sinistra Termini che arriva di nuovo al tiro, la parata di Orlando e c'è un time out chiamato da mister Orlando. Mancano poco più di 10 minuti alla fine. Time out. Allora, tra poco. Battere Pecoraro. Ora, prima che sullo stop. Ancora. Sali Guido! A girare il pallone Futsal e Miri. Minutella la cede però semplicemente a Orlando. Mancano praticamente poco più di 10 minuti alla fine di questa partita. Le Miri da difendere 2 reti di vantaggio in questa sfida. Direte voi, il peggio recita 6-2 ed è vero, ma aggiungendo 3 gol alla Jason, uno solo al Futsal e Miri, che praticamente è quello che è successo ad Alcamo 2 settimane fa. Qua prova addirittura la diagonale per Riparia. Peppe! Prendiamo In le questo altre! momento quindi sia in vantaggio, ma solamente 2 gol. Qua Giassi Pecoraro, ancora lui, Pecoraro se ne va al centro per Ciaramitaro, 7-2 e poi guarda la telecamera, guarda la panchina, 7-2. Giochiamo! Bravo Pecoraro, ma un'altra volta super, davvero. Il gioco del numero 7, la giocata per mantenere il possesso e liberare poi il tiro di Ciaramitaro. Quindi questo gol è soprattutto suo, anche se nel tabellino spunta Ciaramitaro. Naccari, ancora lui, Naccari fermato, pallone buono per Termini. Adesso la gara inizia un po' a appiattirsi. Naccari viene fermato, forse anche con le cattive, comunque arriva Rinicella e può giocarlo. Parisi, controllo di Naccari che viene però subito annullato dalla pressione ottima di Riparia. Eterno, fermato Eterno, almeno meglio, fermato Fumuso. Ritorno sul pallone numero 7 e poi qua il fallo effettivamente lo subisce Eterno. Calcio di punizione per la Jason, si lamenta il numero 23 in maglia rossa. Calcio di punizione in favore degli alcamesi. Andrà Eterno. Falli 4 su 7. 4 Abbassa un uomo Rinicella, c'è solo Pecoraro più avanzato in barriera, va in porta Eterno, colpisce proprio Pecoraro. Ancora il 7 per Fumuso che è solo, prova a girarsi lui, ancora Fumuso, fermato da Naccari che mantiene il pallone in campo e sbaglia forse. Rinicella comunque stoppa con le ginocchia il pallone del 23 e poi scodella avanti dove c'è Parisi che poi arriva al controllo, ancora l'11 si riappoggia dietro, anzi per vie laterali dove c'è Termini.
Sali Paoli, Naccari, Rinicella, ma non può toccarla. La giocata Il portiere- lui, signore. Paolo, la palla a terra. Non l'ha toccata il nostro, giocatore dai, della Gesan e infatti calcio di punizione a 2. Punizione! Ingenuità qui di Naccari e Rinicella. Portiere protesta ma poco a protestare, lui ha sfidato per Parisi poi l'ha ceduto a Termini e Termini per Naccari che poi tornando dietro l'ha data a Rinicella che non poteva fare altro che conservare il possesso ma automaticamente regalare questa punizione in diretta alla Gesan. Dai, come facciamo? Dai, come facciamo? Oh. Sistema meglio la barriera Greco. Riparia e Fumuso alla battuta. Va Fumuso, colpisce l'uomo sul palo e poi ancora ha provato ad andare in porta. La mia. Addirittura nessuna deviazione, quindi rimessa per l'Emiri che se l'è vista brutta, ma riesce a scampare indenne questo pericolo. Poi va alle parti di Orlando che parlottava con la panchina durante l'attesa per la punizione in diretta. Eterno riparia, poi va lontano. L'accesso a Rinicella, alla prossima salta. chiama palla Termini. Adesso va lontano il portiere per Termini che ha un grandissimo controllo. Tunnel 29 che poi viene però fermato successivamente. Attenzione ancora a Pecoraro, insiste lui, Pecoraro potrebbe anche riappoggiarsi dove c'è Naccari che gira per Termini. Dai Paolo! Naccari insiste lui, ancora Naccari, corre a destra il 16, Naccari al centro, non si aspettava forse Pecoraro, visto che comunque aveva lo specchio per poter provare la conclusione in porta. E poi attenzione a Orlando che corre, quindi quinto d'attacco col portierone della Gesan, che di gol importanti ne ha fatti in carriera, una carriera pluridecennale. Proverà lui quindi a essere il quinto attaccante di questa formazione, che è alla ricerca disperata di gol per mantenere viva la speranza di qualificarsi al prossimo turno di Coppa Sicilia. Errore qui di Pecoraro e Parisi in fase di battuta. C'è il quinto, c'è Orlando come un'ombra, lì Orlando, Rinicella in qualche modo, insiste ancora il portierone della Gesan, trova la mia lì, ancora il 17, gira dove c'è Riparia, sono in 5 avanti i ragazzi della Gesan, riprende palla Sarci e poi Pecoraro, c'ha la porta vuota, ha provato quindi la conclusione Pecoraro, poteva fare forse meglio. Riparia, riprende palla Naccari ma solo per un attimo, scontro tra i numeri 16 che viene vinto grazie al rimpallo da Figlia. Attenzione a Riparia, ancora le parti di Eterno, sempre il numero 3 che sbaglia e Parisi va in porta, segna ma il pallone è uscito, non protesta neanche Gaspare Parisi, 58esimi in corso ai 60 previsti. Eterno, ancora Orlando, quella che non riesce a essere messa al centro al numero 1, calcio d'angolo. Attenzione per il pallone ancora buono per Eterno, altra deviazione, calcio d'angolo, Lamia, il tiro, Rinicella e poi a vuoto Naccari, ciocca il pallone, attenzione ancora a Lamia, prova a uscire Sarci, non c'è nessuno in porta, rimessa per la Gesan, protesta Sarci. Eterno, Riparia per Orlando, ancora lui, perde il pallone, Naccari può girarla, poi il pallone esce, calcio d'angolo. Tanta confusione ora, Gesan non riesce ad avere un futsal fluido che permette di sfruttare al meglio il quinto d'attacco, in questo momento rappresentato da Orlando. Poi il tiro che ha provato la Lamia
Rinicella potrebbe anche andare direttamente a battere, visto che non c'è il portierone della Gesa, ma preferisce servire semplicemente Parisi. Comunque in corsa il numero 11, Parisi verso Pera, non era mai idea. Allora Orlando va lontano e correrà di nuovo anche lui. Ultimo tocco di Naccari, palla comunque per Figlia, spunta Pera che la passa poi male a Naccari, riprende palla la Jason, ancora con la Russa, sempre lui, controllo da rivedere. Orlando poi, passaggio impreciso, esce infatti lo scambio tra Eterno e Orlando. Pressing altissimo della Jason che mantiene la metà campo propria di Futsal Emiri. Pera prova a girarsi, se ne va Pera, buona per Parisi che non riesce ad arrivare all'aggancio col pallone. 60esimo che sta per iniziare, manca davvero pochissimo alla fine. Aspetta anche il tempo di recupero che sarà consegnato dal signor Greco. Eterno, la Russa, ancora per Eterno, la Russa controlla, Orlando lungolinea, pallone impreciso del portierone che trova solamente Eterno, ancora la Russa, Orlando, la Russa, scodella imprecisa e poi l'Emiri un'altra volta preferisce non anticipare più di tanto le operazioni. Rinicella va lontano il portierone, la palla è per Orlando che sbaglia, ancora Naccari, lo scambio, Naccari, Orlando para, lo scambio con Pera sta per funzionare qui per Naccari, autore del gol del 3-2, ancora Sarci, dove c'è Naccari ma non c'è più tempo, finisce così, l'Emiri rimonta la Jason Alcamo e passa quindi al prossimo turno di Coppa Sicilia. Ricordiamo punteggio e marcatori, finisce 7-2 qui al campetto di Viale degli Emiri. I gol anzi decisivi li segnano nella formazione di casa Autoreti Dixit Dominus e poi Pecoraro, Naccari, Guglielmin, e nella seconda frazione si sono iscritti al match anche Termini, Ciaramitaro che ha segnato il gol del decisivo e finale anche 7-2 e Manuel Sciacca. Per quanto riguarda invece la Jason abbiamo segnato i due gol che hanno dato speranza alla formazione alcamese, Figlia e Lamia. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi in questo mercoledì sera qui dal campo di Viale degli Emiri. È tutto e a risentirci quindi alle prossime dirette, alle prossime partite, ai prossimi spettacoli di calcio 5 e calcio 11 qui sul canale YouTube di Sportissimo.